bacino appunto di assistenza del sociale è molto vasto. Terzo punto che segnalo è l'esigenza, cioè partiamo dall'esigenza di dover dare delle risposte che i cittadini danno per scontato che sempre ci saranno e che invece il servizio sanitario regionale, il pubblico, non sarà più in grado, non perché non lo vuole dare, ma non sarà più in grado di svolgere in qualche modo, di rispondere così come noi l'abbiamo visto nei decenni passati. Quindi non è la risposta a questa esigenza non è una forma di risposta polemica, ma è una forma di risposta integrativa a quello che sarà del pubblico nel campo della sanità e del sociale nel prossimo futuro. Questa è la base di partenza. Da questa situazione il dato fondamentale che ci riguarda è la nuova questione dell'ospedale, tralasciando la preistoria dell'ospedale a località San Santino, l'ospedale municipale e quant'altro, ma dell'ospedale se vi sarà o meno nella nostra zona. Una volta che verrà realizzata la struttura della nuova IRCA, cosiddetta Italia Longeva o comunque la struttura specialistica, difficilmente quello che noi pensiamo essere considerabile un ospedale ci sarà a Osimo, probabilmente non ci sarà più neanche a Loreto. Comunque questa zona avrà una risposta dal punto di vista della struttura sanitaria diversa da come la immaginiamo oggi. Quando avverrà, fra 3 anni come si dice, ovviamente fra 3-5 anni, comunque non a lungo questa risposta ci sarà. Come poter intervenire alla diversità di risposta che ci attende per mantenere un livello alto, comunque mantenere un livello di risposta per l'assistenza di base ai cittadini che le fanno richiesta? Noi abbiamo cercato, noi sia come liste civiche, il sottoscritto in qualità di consigliere regionale e ovviamente il circolo culturale che ci appoggia, che non è soltanto quello che serve per fare le iniziative e i convegni, ma anche per orare queste cause, abbiamo messo in piedi un programma che prevede 2 o 3 soluzioni, una immediata e una più lungo respiro e un'altra di coinvolgimento. Quella immediata è quella della settimana della solidarietà del sociale, è stato preso un po', diciamo così, per scherzo la distribuzione dei presidi sanitari, però vi do solo un dato: quasi ogni settimana al CRAS Rancone, carabinieri del piano devono intervenire perché la gente si arrabbia con chi sta alla front office quando sentono dire che non possono più usufruire dei presidi sanitari. Quindi c'è questo dramma ancora più forte per l'assenza di condizioni reddituali sufficienti a coloro che ne fanno richiesta. Quindi l'avvio è questo, ma non ci sarà solo il discorso dei presidi sanitari non uso, ci sarà una integrazione in questo senso dal punto di vista della distribuzione di quelle che sono forme di assistenza sociale e sanitaria, non di grande entità, ma che è quotidiana. E in questo senso, se la ASSO, attraverso appunto l'espressione pubblica, consentirà al circolo e al sottoscritto la raccolta di una serie di presidi, la distribuzione avverrà secondo le classiche condizioni prestabilite a livello pubblico, cioè una base reddituale, la presenza di un'invalidità o di condizioni di salute debilitate. Questa è la forma immediata per dire insomma che il pubblico o i rappresentanti del pubblico o una forma di sussidiarietà che si avvicina al pubblico possono insieme dare delle risposte che vanno appunto a integrare l'assenza di quelli ormai definiti ufficiali. Secondo aspetto è questo famoso ospedale della Provvidenza. Siamo partiti dall'esigenza di mettere, come tutti possono pensare, al centro la salvaguardia della persona e soprattutto la salvaguardia della persona quando ha necessità dell'ospedale, non nella fase acuta, perché chiaramente le eccellenze marchigiane sono ben note, non nella fase anche della lungodegenza, perché è altrettanto chiaro che il Servizio Sanitario Regionale e la Regione si sta attrezzando proprio in questa direzione, il famoso discorso dell'RSA, della trasformazione degli ospedali in case della salute, quindi c'è tutto questo percorso che ha un suo progetto anche finanziato dal Servizio Sanitario Regionale che quando andrà in porto appunto darà una determinata scelta da parte dell'assistito. Quello che manca a nostro avviso è la fase intermedia, quando si esce dall'ospedale, per quelle prestazioni per cui l'ospedale anche come pronta emergenza non sarà più in grado di dare e soprattutto anche per quelle prestazioni di brevissima durata, il famoso ex o ambulatoriali o di analisi,
in cui oggi a parità di prezzo il privato, non il privato come lo vorremmo intendere noi, il privato dà risposta a parità di prezzo di ticket in tempi migliori